È un 22enne di origine macedone, il presunto autore materiale dell'aggressione con l'acido avvenuta la sera dello scorso 26 giugno a Peseggia di Scorzè, poco dopo le 21 contro la 32enne residente a Mestre che era andata a trovare i suoi genitori. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato proprio lui a rovesciarle addosso la sostanza corrosiva contenuta in una bottiglietta di plastica poi abbandonata poco distante, provocandole gravi ustioni in parte del viso, del torace e del braccio. Bisogna fare un grandissimo ringraziamento alla Procura, al Pubblico Ministero che ha seguito questo caso, al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla caserma dei Carabinieri di Scorzè e al suo comandante per il grandissimo lavoro fatto fuori dai riflettori, senza dichiarazioni, senza protagonismi, con la voglia solo di assicurare alla giustizia chi ha commesso un delitto così abominevole. Il giovane era stato portato in carcere già il giorno successivo all'aggressione, il 27 giugno, dopo un controllo alla stazione di Venezia Santa Lucia, e dai successivi accertamenti era emerso un mandato internazionale di cattura per furti commessi in Macedonia. Al momento del fermo aveva con sé 3.400 euro in contanti, somma che secondo l'ipotesi investigativa poteva rappresentare il compenso per l'aggressione. Il 22enne infatti non risulterebbe avere rapporti diretti con la vittima, che ha sempre negato di conoscerlo. Per questo gli investigatori hanno ipotizzato dall'inizio un'azione su commissione. I carabinieri sono risaliti a lui attraverso l'analisi delle celle telefoniche e il ritrovamento di alcuni indumenti ritenuti utili all'indagine. Inoltre la vittima, ascoltata più volte, avrebbe riferito di aver avuto una relazione con un connazionale macedone residente a Roma, sposato ma separato e con un figlio. Nelle settimane precedenti all'agguato avrebbe anche ricevuto messaggi minatori da un numero sconosciuto. Gli accertamenti ora proseguono per individuare l'eventuale mandante. Noi adesso vogliamo giustizia, la vogliamo per la comunità, la vogliamo per la ragazza colpita, la vogliamo perché è giusto che un crimine del genere non passi impunito. Ci aspettiamo adesso che venga chiarito chi è il mandante e quindi che la cosa veramente trovi uno spazio diverso. Io credo che sia un gran giorno per la giustizia di questo paese